3 legislature, 14 anni a far la spola, dal Ponte Vecchio al Canal Grande. E ora per Nicola Finco è arrivato il tempo delle dimissioni. Il nuovo sindaco di Bassano del Grappa rimetterà il mandato da consigliere regionale e da vicepresidente del Consiglio Veneto, cariche incompatibili con quella di primo cittadino. Lo farà nelle prossime ore con un passaggio formale a Venezia, poi il Consiglio voterà la surroga. Sono entrato che avevo quasi 27 anni, quindi ero poco più di un ragazzo e ovviamente per me è stata una grande palestra di vita, perché 14 anni in Consiglio regionale mi hanno permesso di crescere, di formarmi da un punto di vista politico. Ho imparato insomma questa importante arte, no? Che è un'arte di mediazione e di risposte al territorio. Ho allacciato un sacco di rapporti con amministratori di tutto il territorio provinciale, ho portato avanti tante battaglie per il territorio provinciale ma soprattutto per il territorio bassanese, ma adesso insomma si volta pagina. In quasi 15 anni fra Bassano e Venezia sono molti i rapporti che vengono stretti, le alleanze e le amicizie che possono rappresentare un valore aggiunto nel ventaglio di possibilità di un sindaco. Certamente ovviamente i rapporti con la regione continueranno ad esserci, visto insomma, che conosco moltissime figure dirigenziali, ma ho ancora molti colleghi con i quali ci sentiamo quotidianamente, ma ho avuto modo anche di conoscere le realtà nazionali, quindi i rapporti con i vari ministeri, piuttosto che con determinati enti a livello regionale e a livello provinciale. Quindi gli agganci ce li abbiamo, ora dobbiamo mettere a frutto insomma, queste conoscenze. Di 14 anni a Palazzo Ferrofini, Finco porta con sé molti ricordi di battaglie, confronti, successi, ma nel suo cuore resta la sua prima esperienza nella nona legislatura, iniziata nel marzo del 2010 e segnata dalla presenza di figure di grande spicco nella politica regionale. Ricordo Nereo Laroni, ricordo Reolon, ricordo il collega Claudio Sinigaglia, persone che oggi non ci sono più, ma che sicuramente mi hanno lasciato tanto perché erano persone di lunga esperienza e per un giovane ragazzo che era appena entrato all'interno del Consiglio regionale sicuramente mi hanno fatto da maestri e questa loro esperienza, oggi questo bagaglio di conoscenze le porto con me.